Giovedì 25 giugno, San Guglielmo da Vercelli. È il 177° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 189 al termine. Il sole sorge alle 5:23, tramonta alle 21:03. La luna sorge alle 9:36, tramonta a mezzanotte. A causa della congiura di Baiamonte Tiepolo e dei suoi compagni viene costituito il Consiglio dei 10, chiamato Eccelso. È composto dal Doge, da 6 consiglieri ducali, da 3 capi della quarantia criminale e da 10 patrizi eletti dal Maggior Consiglio, tutti però appartenenti a famiglie differenti. Suprema è l'autorità di tale consiglio, esercitata sopra ogni persona, compresa quella del Doge. Le previsioni per domani. In pianura iniziale nuvolosità irregolare seguita da cielo sereno o poco nuvoloso. Sulle zone montane schiarite si alterneranno ad annuvolamenti a tratti consistenti. Precipitazioni. In pianura possibili residui deboli fenomeni fino alle prime ore, in seguito assenti. Sulle zone montane al mattino assenti. Nel corso del pomeriggio probabilità in aumento fino a medio-bassa di locali rovesci o temporali, in particolare sulle Dolomiti. Temperature in ripresa in entrambi i valori. Nella memoria collettiva, la torre che sorge presso il castellaro di San Zenone è identificata come la Torre di Ezzelino. La Torre degli Ezzelini si trova infatti nel luogo in cui la storia ci tramanda si sia svolto il tragico epilogo della strage della famiglia di Alberico. Alberico fu infatti il fratello di Ezzelino III da Romano, il quale decise di rifugiarsi presso il castello di Ezzelino con l'intenzione certa di proteggersi dalle genti dei villaggi veneti che egli stesso ed il fratello prima di lui avevano a lungo derubato e molestato. Ma la fortezza non si dimostrò così possente e inespugnabile come Alberico aveva creduto. L'odio che egli stesso e la propria famiglia avevano attirato risultò tanto forte da scatenare l'ira sia degli abitanti locali che della Lega Guelfa, che diede così assalto al castello. Per 3 giorni Alberico tenne testa agli assalitori, ma il 26 agosto del 1260 fu costretto ad arrendersi. Alberico venne brutalmente ucciso insieme alla sua famiglia. L'antica torre, che oggi sovrasta il paese, è tutto ciò che rimane di quel castello e di questa antica e triste vicenda. Oggi, accanto alla torre, il solo frammento sopravvissuto all'assalto della fortezza, è possibile vedere il santuario della Madonna del Monte, costruito verso la fine dell'Ottocento, all'interno del quale sono conservati un crocifisso ligneo di periodo rinascimentale ed una pala attribuita a Jacopo da Ponte. La torre attuale, nel tempo, ha assunto il ruolo di torre campanaria. Qui, infatti, dal Medioevo e fino alla seconda metà del 1800, sorgeva la chiesa parrocchiale di San Zenone. Da allora, la torre svetta pressoché isolata al centro di un sito carico di storia, utilizzato a più riprese anche come camposanto per ospitare numerose sepolture insigni. Un luogo simbolico, ma anche uno spettacolare belvedere rivolto verso il paese.